È stata aperta un'inchiesta in procura a Padova per far luce sulla tragedia che ha portato alla morte del piccolo Christian Menin, il bambino di 6 anni e mezzo morto lunedì pomeriggio all'interno delle piscine comunali di San Pietro Ingù. È scivolato in acqua un malore? Tutti interrogativi a cui stanno cercando di rispondere i carabinieri intervenuti sul posto, anche in base al racconto dei testimoni e della bagnina che si è tuffata in acqua non appena si è accorta del piccolo che galleggiava prono nella vasca profonda 1,20 m. La salma del bambino è a disposizione dell'autorità giudiziaria e nelle prossime ore il pubblico ministero potrebbe autorizzare l'autopsia per chiarire le cause del decesso avvenuto in ospedale a Padova, dove Christian è stato trasportato in elicottero subito dopo il primo tentativo di rianimazione. I genitori sono sotto shock, erano andati in piscina per trascorrere una giornata di relax. Christian si era allontanato per giocare con un amico, non si sarebbe mai avventurato solo in acqua. La piscina, dopo la prima chiusura, ha riaperto al pubblico, ma l'area dove il piccolo è annegato è stata posta sotto sequestro. Christian Menin, calciatore della Villa Franchese, viveva con la famiglia a Limena. Il comune, in segno di lutto, ha fermato le giostre attive per il Limena Festival e pronte per la prossima sagra paesana.